Buonasera a tutti, BCTV, tenova de oggi di 29 di marzo 2020, bene, oggi pure che l'ho calcolato, tutto calcolato, vediamo poi se non mostra tabba, ecco, su quello si è mostrata di voi, si è mostrata, tutto calcolato, ma non credo è solo come li mostrarne, ma pacca roba. Ecco qua un'altra fotografia. Idemo sul Saravallo, lo Saravallo de oggi non ha sta sabato 3 gradi, massimo 8 gradi al minimo e poi cominciata a provare verso mesodie e sta pispisando tutto la die. Coccolato fino a mesodie. Domenica a casa pispisane fino a Sastrese e poi coccolate addirittura a Saina de Sadie verso la Sese che lo limpio sole 14 gradi al massimo 7 gradi minimo bene cominciamo chissà novas de oie allora amolo toccamento il dedo lo de dare in Olbia 96 anni in Calmorta Giuliana Contu fissa de Mauro Contu e Marianna Covia trasferita a Olbia con sa sorrese in so annos chimbanta una de esas sorres conto iti mucere de Selloni, mamma di Arcangelo, di Subiate Maureddu e così via, insomma. S'interro este domenica a casa a Sasunica e Mesa in Sa Basilica de Santo Simpliche in Olbia. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutto da parte del Bizzi TV. Mi pare della poco nota, io questa sera di Pinolbia, chi andiamo a sostenere dei solvizi cheso, ne danno toccamento, un nipote Arcangelo con Giovanna, Giulio con Loredana, Maria Pia, Gianni, Marino con Rosanna, Maria Antonietta, i pronipoti e i parenti tutti, l'interro appunto este la messa a Salonica Mesa e poi queste si è andata su forno crematorio del Camposanto de Olme. Poi altro toccamento e dolo, sempre in Foras, 93 anni, si è morta Sebastiana Melino, Gattia Murro, sorella di Antoni, di Antoni Melino, Michele, Itri, Pietrina, mamma di Patrizia, Maria e Giovanna. Si interro e stoie in bizi a pustisi dessa missa che venne nata a Sasunnichi in Sacreia del Santo Bernardino in Mogoro, cioè praticamente nella prima missa a Sasunnichi in Sacreia Santo Bernardino e poi li interrano in bizi. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutto da parte de Bizzi TV Gattia Murru dei Nie insomma ecco de Mogoro. Bene, andiamo da innanzi il toccamento di ordinanza divieto di sosta in via Minerva, tratto compreso tra l'incrocio via Brigata Sassari sino all'area antistante la chiesa di Santa Croce Convento per interventi di polizia e di serbo, cioè quindi insomma tirate che al macchina, ma a quest'ora sono già in azione. Ed esiste stata la proiezione di asbestas e poi Sarreio, insomma, andiamo a Reionato ecco, questa via potevi tu anche sia operatore del BCTV, sia commentatore del su cinema e va bene, insomma, non siamo arranzato da fare una cosa esatta, sul cinema proiettato
grazie a attività su cinemari sono in visti, ne alias appena de narraionare e trattare argomenti importanti per me. Comunque, io non lo potete seguire in Visti TV che è stato trasmesso in diretta. Bene, poi abbiamo la terra a me, cosa al denarre, tocca a me, questa è la partita oggi de sa Bittese, chi gioca chi sono Rosei, in Rosei, si stadio P in anni, noi scrivete Piero Nanni, buona cosa del suo genere, o Rosei, bisogna tutto lo sponsor che giustamente insomma lo sostenenne già Bittese. Poi volevo andare le due scanette che batta in piazza niente, magari in piazza su Marcatello o invece questo io che sono collarino e pare in perdita, non si scrive chi sono, però sono ambardoschi su collarino e quindi sono canale de carconi, insomma, noi scrivo collarino si lo può tenere esposto sono e insomma chi è lo sa perdito iscata chi sono giranni in ie, insomma, ecco, questo è il due scanetto. Andiamo gara innanzi, questo l'abbiamo già visto, e poi appuntamento che veste stasera 29, sabato 29 a Sese, su Salone Probania, Giovanni Farina racconta la sua vita attraverso le sue opere. Saluti, Don Totò Corso, interverranno il dottor Matteo Melino, organizzatore dell'evento, l'autore Giovanni Farina e l'editore Costantino Cavalleri. Poi chi è, si queria prenotare, però lo devi fare che dentro su 20 km di marzo, però sa che sa sasto che bel dopo in su Salvatore, insomma, in su Saloncino del su Salvatore, però chi è bicchiere analisi devi prenotare. Poi posamento su 31 di marzo a chi si organizza, le regole che rendono liberi in un appunto questa conferenza da chi su dottor Lorenzo Braina, salone parrocchiale Bitti, ore 19 a 7 Orterie. Andiamo sul giornale va bene, dimmo intanto no che batta una nuova, insomma, chi non è che mi piaga a metta qua, anche siamo stati invitati a uno dibattito dai suppisdas e poi noi siamo stappato intro solo del centrodestra e dell'Ista Civica, insomma, del terzo polo e vabbè, poi sul giornale Tazzappa raccomanda che a Casparte di questa alleanza politica, magari in Oeste, noi abbiamo partecipato a uno dibattito sopra il Tennugaro, che alle soluzioni di potere esponere, abbiamo fatto proposta e poi vabbè, però non batta nessuna adesione a nessun tipo di alleanza. Il giorno del giudizio approda su Rai 3 per 3 domeniche, cioè questa l'abbiamo già visto ieri, è il metto importante, dal TEN lo spettacolo, il giorno del giudizio, approda su Rai 3 Sardegna per 3 domeniche. Domani è il 6 e il 13 aprile, cioè questa domenica, il 30, alle 9:30 verrà trasmessa la versione per il piccolo schermo dello spettacolo tratto dal celebre romanzo di Salvatore Satta con adattamento e regia di Marco Spiga. È la produzione di Sardegna Teatro registrato a gennaio al TEN di Nuoro, TEN Teatro Eliseo, insomma, ecco. Bene, andiamo ad innanzi da tutti chi siamo a danno del dibattito in un mazzapo, insomma, in qualche maniera si inchervessita questa cosa, eccola qua, non tirare al link, c'è l'altro domani un convegno contro il progetto, il risveglio del popolo sardo contro il colonialismo è il titolo dell'evento in programma domani alle 16 nella sala polivalente di Sì e Boi a Selargius, organizzato da uno dei due comitati non tirreni al link nati in città
nella battaglia contro il progetto di Terna che porterà nell'agro 2 stazioni elettriche. Sarà un momento di confronto e mobilitazione per la difesa del territorio e dell'identità sarda, dicono gli organizzatori. A moderare l'incontro pubblico sarà Francesca Olla, consigliera comunale, in prima linea da sempre contro la speculazione energetica a Selargese nell'isola, seguita all'intervento di Agostino Azzeni, attuale portavoce del comitato organizzatore. Ci sarà anche Giovanni Ugas, archeologo, Carlo De Sogo, studioso che ha riscoperto pezzi di storia selargina sia dal territorio che dagli archivi. Non mancherà la voce di Bustiano Composto, cioè io praticamente, attivista del movimento non ucraino Scorie, impegnato da anni nella battaglia per la decolonizzazione della Sardegna. E va bene, e quindi siamo in Selargesu, domenica Crasa, la stessa ipotesi che in diretta non tanto in VSTV ma in radio TV Sopramonte, che è un canale che curo io di Facebook, che in un bel su Michele, su conduttore, si narra Argulè. Argulè è un personaggio transtorico che vive la storia della Sardegna, che ne considerare sul tempo, cioè il sebe sempre, este Bannetta nel Sopramonte e dal Sopramonte i che succede in questa terra. Argulè è un personaggio un mitico inventato da Eliseo Spiga, naedete sul libro suo Capezzoli di pietra, che consiste tutto da leggere, insomma. Capezzoli di pietra è un libro metà importante, leggete bollo che voi appassionate di questo personaggio chiamato Argolè. Va bene, andiamo da innanzi, sì. Brincamos a Inocche, ecco qua. Centrodestra e terzo polo, percorso unico per la città. All'incontro anche Sardegna Nazione, Sardegna Possibile, che però noi in né può anche il terzo polo né può anche il centrodestra, ma semplicemente caso un partito sardo non è stato invitato a un dibattito su citate di Nugoro, magari ruolo di Nugoro, in Nugoro e in provincia. Sì, è vero, questa è la Tene Sarda, è la capitale della provincia di Nugoro, in qualche maniera dovete conformare in questo senso. Ecco, su di questo argomento siamo intervenuti, si può basta calcolare che fa che centrodestra o terzo polo fa capuro, noi non siamo interessati. Bene, andiamo da innanzi. Polizia catastrofale, che la Camera ha approvato il rinvio, cioè noi scorsa si è notato l'agenzia Cano assicurativa aveva due manifesto proprio su questa polizia catastrofale, che è stata resa obbligatoria per l'azienda da Manas e minore, come è stata rinviata, più tempo per le imprese piccole, 90 giorni alle sanzioni per le grandi, stop per 90 giorni alle grandi, insomma, cioè quindi più tempo alle microimprese e alle PMI, stop 90 giorni alle sanzioni per le grandi, il rinvio dell'obbligo di stipulare assicurazioni contro le calamità naturali e catastrofi, richiesto a gran voce dal mondo produttivo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che dispone un termine diversificato a seconda della dimensione dell'impresa. Al 1 ottobre 2025 per le PMI e al 1 gennaio 2026 per le piccole e microimprese. Per le grandi ci sarà invece un margine di tolleranza di 90 giorni. L'obbligo scatterà comunque a partire dal 1 aprile, ma per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell'inadempienza ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario. Cioè, in pratica, se una te la resoglia, possa l'azienda già calcolare, non è che sia il degai tancati, insomma, ecco, cioè non vi là che tappacare altre, il galo a te la resoglia, non sono possibili, insomma. Vabbè, questo che è scapitata, questa pagina che è scapitata in maniera sbagliata, no, che la vediamo dopo.
colomos a politica internazionale, decadenza tolle, il governo si opporrà al ricorso alla consulta, deciso dal Consiglio dei Ministri. Guardate bene, cioè, scritto che Todd ha fatto un ricorso sia alla magistratura locale, insomma, al tribunale, sia alla consulta pro sa decadenza. Il governo, a quanto pare, si oppone. Come da attese, il governo ha deciso di costituirsi di fronte alla Corte Costituzionale contro il ricorso presentato dalla Regione che ha sollevato conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato a seguito della decisione del Collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta la Presidente Todde. La delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, è stata adottata ieri sera. Quando si terrà l'udienza di fronte ai giudici della Corte Costituzionale, a contrapporsi alle ragioni della Regione ci sarà l'Avvocatura dello Stato. La stessa Avvocatura però non si è costituita nel giudizio di fronte ai giudici della prima sezione civile del Tribunale, che ha aperto il procedimento la scorsa settimana, rimandando alle conclusioni e decisioni per il 22 maggio. La decisione della Regione, sancita da una mozione del Consiglio regionale dello scorso 14 febbraio, è stata adottata con una delibera di giunta dello scorso 28 febbraio. Nel testo si sottolinea come le ipotesi di dissoluzione degli organi regionali di direzione politica siano esplicitamente regolati dallo Statuto speciale, norma di rango costituzionale, e riguardano solo la sfiducia consiliare, cause naturali o atti contrari alla Costituzione e gravi violazioni di legge. Per questi ultimi due capi serve un decreto motivato del Presidente della Repubblica. La decadenza imposta dal Collegio non riguarda nessuno di questi casi, da cui, secondo la Giunta, il ricorso alla consulta affinché faccia chiarezza sulla legge che ha istituito e regolato i collegi di garanzia elettorale. Cioè, siccome non si può dimettere però la Presidente che non si dimette su così, vabbè, insomma, cioè quindi non basta via di uscita si può tenere, però non si può manco mantenere sa Presidente che non si può dimettere su così, cioè questo è un problema veramente serio. Pitalisi apre la corsa alla regione, Nizzi candidato del centrodestra, ma il candidato mezzo praticamente di attesserisse, ma non lo so se il giocanne un Yoko, insomma, che poi va tutta la sua candidatura sua. Il coordinatore forzista lancia il sindaco di Olbia, modello per l'isola. Vabbè. Fate così sono. Il governo chiude le scorciatoie dei testimoni adesso diplomificio. Ora basta con i diplomifici. La CGIL restano i corsi condono per gli specializzati all'estero. L'idea è che scorciatoie debbano essere chiuse al traffico, anche quelle che portano ai titoli di studio, come ha annunciato ieri il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara nel corso della conferenza stampa che ha fatto da coda al Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda il tema dell'istruzione, l'articolo 5 contiene importanti misure di lotta nei confronti dei diplomifici, cioè questa scuola a paritaria assimilata, insomma, che danno diploma, viene debattoranno frequentando un anno, insomma. Sono misure che in realtà il mondo della scuola attendeva da diverso tempo e che il Ministero aveva avviato normative secondarie che spesso e volentieri in passato avevano ricevuto poi la disapplicazione da parte dei tribunali amministrativi e quindi si era creata una paralisi o una debolezza nei confronti della lotta a questo fenomeno. Nello specifico, l'intenzione del Ministro di tradurre si traduce in un divieto. Non sarà più possibile fare 4 anni in uno e non sarà più consentita la moltiplicazione delle classi collaterali, col fenomeno che consentiva di passare dalla quarta superiore con 10 iscritti alla quinta con 800 iscritti. Ha detto ieri il ministro. Adesso sarà possibile una sola classe collaterale aggiuntiva. Ci sarà poi l'obbligo della
registro elettronico per evitare che magari uno studente lavori in una regione d'Italia e nello stesso giorno faccia finta di frequentare le lezioni nel diplomificio in un'altra regione. Oh, tutto imbroglio lo dobbiamo tancare tutto e via. A Sosenato Archimede è pronto a misurare il vuoto, completata la costruzione che consentirà i primi esperimenti di fisica. Sosenato, completata nei giorni scorsi la costruzione di Archimede, che mira a pesare il vuoto, misurando l'interazione tra le fluttuazioni del vuoto elettromagnetico ed il campo gravitazionale. Si tratta del primo esperimento di fisica ospitato dal laboratorio Sargrave dell'ex miniera candidata per l'Einstein Telescope. Il setup sperimentale, racchiuso in una grande camera da vuoto alta quasi 2 metri, prevede una bilancia sospesa con 2 campioni agli estremi, un sistema termico per controllare la temperatura di uno e un secondo braccio che isola la bilancia dai movimenti del suolo. Altra novità, l'installazione di un sistema di pompe simili a quelle utilizzate nell'esperimento Virgo. Così, in poco più di un giorno, è stato possibile raggiungere un livello di vuoto da permettere l'avvio della prima campagna di misure di calibrazione e temperatura ambiente. Vabbè. Murale dedicato alla presidente Todi. L'opera ironica rilancia la battaglia della Prato Bello 24. Vabbè, insomma, non è che siete metta fermatemi subito, basta scritto, avete la Todi rappresentata. Francamente non mi piace metta. A Orgosolo la battaglia contro le speculazioni energetiche si arricchisce di un nuovo murale dedicato ironicamente alla presidente della regione Alessandra Todde, rilanciando la Prato Bello 24. L'opera è stata realizzata nella serata di ieri all'ingresso del paese su un bozzetto offerto dal pubblicitario Gavino Sanna. C'è anche il contributo dell'artista Teresa Podda insieme all'attivista Mario Rubano. Stupore tra i passanti rimasti impressionati dall'opera. Nel murale campeggia la caricatura della governatrice con la scritta "Fermatevi subito". È un'iniziativa puramente satirica in risposta anche all'impugnazione della legge 20 dal governo nazionale, dice Rubano. Va bene. Aggressioni a scuola, la proposta di Valditara, arresto per i violenti. Vabbè, insomma, siamo a sperdere adesso arresto, ma in qualche maniera tocca di ponere riparo. Il ministro, cittadinanza solidale per chi ha 6 in condotta. Preside De Pau, sarà difficile realizzare questi progetti. Vabbè. L'enogastronomia per destagionalizzare. Questa è una proposta, penso che sia del Cucureddu, l'assessore infatti Cucureddu. Puntiamo a sostenere almeno 100 eventi, specie nelle zone interne, 1 milione di euro per manifestazioni di promozione dei prodotti locali. Potevi sconcorrere a questo, penso che è batta appunto Sagrasa. Vino e alcol free, cioè che ne alcol ad alcol free, alla conquista dei mercati arabi. In effetti vi interessare vino a Sammie che sono analcolizzato. Un pacchetto di misure della Commissione europea per alleviare la crisi del settore, più flessibilità ai governi su impianti viticoli e gestione delle rese, coperture finanziarie a 12 stelle fino all'80% contro i rischi climatici e promozione dell'enoturismo. Chiuso il confronto con il comparto a dicembre, in soli 3 mesi la Commissione europea rimette mano alla legislazione sul vino per presentare un pacchetto di misure di sostegno e alleviare la crisi del settore in Europa. Dopo questo Dazios poi
stretto tra una domanda che arranca, il cambiamento delle abitudini dei consumatori e il clima che rende fluttuanti le rese annuali. E insomma, in questo gioco pure basta poi Bruxelles prova a spingere nuovi mercati emergenti proponendo nuovi termini per indicare vini a bassa gradazione o analcolici, un segmento considerato in crescita, soprattutto nei mercati Nord Africa e paesi arabi. Alcol free, quando il volume di alcol è inferiore allo 0,5%, alcol free allo 0,0%, quando è inferiore allo 0,05% e alcol light quando le soglie sono oltre lo 0,5%. E quindi ha cambiato questa normativa, Anna benissimo secondo me. Scuola stop a 4 anni in uno, è stretta sui diplomifici, l'abbiamo già visto questo articolo, il Sacro Giornale, questo è su Unione, l'abbiamo letto, in Nuova Sardegna. Metano, il piano bocciato è già esaurito, Todde e Cani, dall'Arena piena disponibilità a collaborare sulla rete del gas. Metano e dorsale, i dubbi dell'Authority per l'energia fanno discutere, non c'è nessun piano Todde da bocciare, insomma non veste questo piano, vabbè. Quella che viene bocciata da Arena è senza appello è la dorsale del gas, con la quale chi mi ha preceduto intendeva percorrere tutta la Sardegna dal nord a sud, con delle tubazioni costose, impattanti per il territorio ma soprattutto inutili, un'opera per cui ho da sempre espresso il mio parere contrario perché non risponde alle esigenze di sviluppo della Sardegna, spiega la presidente Alessandra Todde. Il punto di vista esplicitato dall'autorità dell'energia ARERA in una recente delibera non si riferisce al piano Todde, vabbè, che non c'è. Politica internazionale, allora, no, questo è niente, aspetta, torniamo a questo di politica internazionale, eccolo qua, Meloni no, Putin per l'Ucraina, amministrazione transitoria con l'ONU, cioè praticamente che quiere bloccare a Zelensky in modo tale di avere di strada spianata per porre scarchi bambuccio suo, ma la proposta viene bocciata, no, che è da approvare. Il presidente russo Vladimir Putin ha avanzato l'idea di una amministrazione transitoria per l'Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite, allo scopo di organizzare elezioni presidenziali democratiche. Giuvo e nanne corrutta assai nel paese e poi negoziare un accordo di pace con le nuove autorità, possibilmente fantocciate, oppure che in una giunta che si scenco di aggiunta tipo Salvinscenko, Kontscenko e così via, che sono metaposa condiscendente. Su chi narratisse. Solo chi ha nomi o genitori italiani avrà la cittadinanza dalla nascita. Il Consiglio dei Ministri vara la riforma dello ius sanguinis. Questo, vabbè, insomma. Il Consiglio dei Ministri ha adottato ieri il pacchetto cittadinanza con le misure legislative proposte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'obiettivo della riforma è valorizzare il legame effettivo tra l'Italia e il cittadino all'estero. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce che non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti i limiti precisi, soprattutto per evitare abusi o fenomeni di commercializzazione dei passaporti italiani. La cittadinanza, aggiunge il vice premier, deve essere una cosa seria. Il decreto legge approvato prevede che gli italo-discendenti nati all'estero saranno automaticamente cittadini solo per 2 generazioni.
solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. E va bene. Altra questione, medicina, ok al decreto test d'ingresso, scusate, ok al decreto test d'ingresso abolito. All'università arriva il semestre filtro, ma un semestre filtro rischia di diventare semestre degli incozzati, cioè praticamente a che ne impara tutto, poi a che ne colare, superare il semestre filtro a chi gli spara traissero, che tutto diventa discrezionale, cioè mentre sul test al limite è un test oggettivo, su un semestre filtro è un semestre soggettivo, cioè su senso chi figlio di tale colata ca bata su babbo che stale o sa mamma su figlio del satiro invece che è un peones non colata. Putin cerca di cacciare Zelensky a Kiev, governo sotto l'egida dell'ONU. Le forze di Mosca continuano ad avanzare lungo la linea del fronte. Trump, abbiamo bisogno della Groenlandia, cioè Trump pure un'arda come da Putin, abbiamo bisogno del Donbass, non lo picamos, e Trump pure si intende autorizzata sì che piccare la Groenlandia, poi la Cina si che piccare Hong Kong, eccetera, eccetera, e così via, da un imperialismo assatiro. Bene, tancamo si chiamava oggi, che è già durato 31 minuti e banta, e non che andiamo a questa sigla di tancatura, che non riesco però a azionare la nicchia, ecco qua, Claudio. Commenti, volete commento al batta, beste ci accudui, buona via a tutti, e poi, vabbè. E nos salutamos, a mezzo il video, buona a tutti da Bizzi TV, adioso e mezzo a crasso.